Il Veneto e Bassano hanno un legame fortissimo con la storia drammatica e gloriosa del Milite Ignoto, dai campi di battaglia del Pasubio, dell'Altopiano e del Grappa fino alla caserma Cimberle-Ferrari, dove vennero custodite e onorate le salme recuperate dalle pietraie e i cimiteri di guerra delle montagne vicentine. Ma Bassano è anche custode di molti militi noti. Oltre 5.000 caduti della prima guerra riposano nel Tempio Ossario, chiuso per molto tempo e riaperto di recente grazie a tante voci che si sono unite a quella di Rete Veneta in una battaglia per la memoria. Questa è un cruccio per tutti i bassanesi. La cosa incomprensibile è che era chiuso perché c'erano problemi di mancanza di documenti che ne permettessero l'apertura. Poi però quando c'è stata una sollevazione popolare, guarda caso, i documenti sono saltati fuori. Ora tutte le forze devono essere dirette nella medesima direzione per far sì che il Tempio Ossario rimanga aperto al pubblico anche in futuro. Noi faremo di tutto per tenere le porte aperte, questo è indiscutibile. L'onorevole Racchella si è molto interessato ed è riuscito ad ottenere la riapertura, per cui non vedo perché riaperto adesso si debba chiudere fra un mese o fra due.